Alberto Bau, allenatore del Chiampo. Alberto, un autentico miracolo sportivo, sei riuscito a salvare il Chiampo da una situazione sportivamente drammatica dove era quando sei arrivato. Beh sì, intanto ti ringrazio, i complimenti, fa sempre piacere da condividere con tutto lo staff, abbiamo fatto un lavoro enorme perché quando sono arrivato il 20 di febbraio la situazione era triste, ma anche a livello, ti dico, proprio personale, i ragazzi avevano qualcosa che non andava e abbiamo dovuto rimettere in piedi un po' una situazione un po' lasciata così e ti dico purtroppo, ecco, dispiacere che sia quasi finita perché in questo momento stiamo veramente bene, abbiamo una gamba buona e abbiamo tanta corsa e per assurdo dispiace tra virgolette aver finito, però insomma era così e doveva finire così probabilmente perché adesso è la squadra che volevo vedere dall'inizio, ma c'era del lavoro da fare. Su quali aspetti hai lavorato quando sei arrivato? Allora subito l'aspetto fisico, perché è stato un lavoro enorme con Candia, preparatore, ci siamo confrontati tanto, abbiamo capito che lavoro avevano fatto prima di me e l'abbiamo veramente stravolto, modificato completamente. E poi ovviamente aspetto mentale, perché sai, il giocatore che non sta bene anche a livello mentale, non erano non motivati no, ma non approcciavano bene la partita, erano pieni di ansie, di tensioni e paure e quindi aver giocato tante finali, perché noi abbiamo giocato tante finali, siamo arrivati con la testa giusta e siamo riusciti insomma a portare a casa il risultato che volevamo. Bene, complimenti ancora Alberto. Grazie.